Ma credo che le province autonome, le regioni a statuto speciale, vista la situazione contingente di una difficoltà economico-finanziaria nazionale, ovviamente credo sia assolutamente necessario in questo momento la loro eliminazione, cioè nel senso che non è pensabile che ci siano questi tipi di privilegi e tutto il resto della nazione e delle regioni debba fare sacrifici che altri non fanno. Quindi da questo punto di vista credo sia arrivato chiaramente che se c'è da fare un po' quel lavoro praticamente di sacrifici sia un discorso in generale. Nell'ambito della regione, nell'ottica poi di una semplificazione, siamo già partiti con iniziative io credo molto importanti e significative. È stato presentato un progetto di legge ad esempio per rivedere tutte quante le società partecipate e gli enti strumentali della regione. Da questo punto di vista è già stato presentato un progetto di legge che nel giro di un paio di mesi può essere anche approvato ed è un segnale importante per quanto riguarda la riduzione dei costi e anche chiaramente l'ottimizzazione della gestione di questi enti strumentali. Questo vuol dire che eliminare le figure dei consigli di amministrazione, prevedere la figura unica del direttore generale, che tra l'altro è ben presente, già presente e anche pagato profumatamente in questo momento, e quindi credo che i veneti si aspettano queste scelte importanti e significative. Volevo fare una premessa che su questa logica però dobbiamo lavorare tutti quanti insieme, nel senso che il progetto di legge che abbiamo presentato è stato sottoscritto da tutte le forze politiche tranne della Lega, quindi da questo punto di vista credo sia assolutamente necessario dare, oltre che slancio a iniziative, slogan e proclami, chiaramente lavorare in maniera concreta per attuare finalmente questi risparmi di risorse economico-finanziarie che sono assolutamente necessari. Ecco, risparmi che sono necessari anche per i consiglieri regionali, e sempre dal PDL è arrivato un input importante. Si parla di dimezzamento dell'indennità di carica, di un nuovo numero di consiglieri in consiglio regionale, insomma un nuovo corso. Sì, credo di sì, a parte che l'avevamo già dimostrato con questa legislatura, anche dopo insomma, credo pochi mesi abbiamo approvato una riduzione delle nostre indennità. Credo che su questo non ci sia da fare demagogia, serve a lavorare in maniera concreta e soprattutto con efficienza. Credo che da questo punto di vista poi sia necessario anche fare chiarezza su tutta una serie di incarichi, nel senso che la gente si aspetta anche l'eliminazione dei doppi incarichi, quindi non più i professionisti dei consigli di amministrazione, ma solo gente con comprovata esperienza professionale a ricoprire questi ruoli, il limite dei mandati, anche per dare spazio chiaramente ai giovani, credo siano risorse assolutamente necessarie. Per il nostro partito credo sia assolutamente necessario anche che ci siano nuove regole che devono rispettare chiunque. E un segnale poi anche a Roma, perché finalmente insomma, si inizia anche con una nuova logica, che è quella insomma, che la gente non vuole più avere a che fare con i nominati, vuole avere a che fare con gli eletti, persone che si confrontano con la gente, che sentono i loro problemi e che vogliono assolutamente dare risposta concreta, soprattutto in questo momento di difficoltà economico-finanziaria. Dopodiché solo un segnale, chiaramente dobbiamo fare iniziative concrete. Credo che l'iniziativa visto che parliamo anche di decentramento e semplificazione, l'iniziativa dei parlamenti al nord credo sia un segnale particolarmente negativo in questo momento, chiaramente, soprattutto anche poi per la partecipazione di un paio di nostri ministri che sono andati anche a quella inaugurazione, quindi credo sia assolutamente necessario andare su cose molto più concrete che la gente in questo momento vuole.